il cordone si è tagliato, però comunque rimanere intorno, diciamo, alla propria piazza identitaria è qualcosa che ho scoperto solo quando mi sono allontanata. Mi sono allontanata e ho visto, soprattutto nel momento di stasi del lockdown, quali erano i miei reali pensieri. In un silenzio anche sociale così grande, ho avuto l'opportunità di sentire, citiamo De Filippo, le voci di dentro. Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video da Corrado Parlati. Oggi siamo in compagnia di un artista che con la sua musica riesce a creare dei mondi totalmente nuovi, unendo dei suoni che apparentemente possono essere molto distanti tra loro. L'abbiamo ammirata sul palco di X Factor, sul palco del Jova Beach Party ed oggi è ospite di Talk Conrad. Do il mio benvenuto a Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dada. Buonasera Dada. Ciao, ciao, grazie per questa presentazione così bella e ricamata, bellissima. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Allora, Gaia, ogni storia è giusta che venga raccontata dall'inizio. Se dovessi chiederti qual è il primo ricordo musicale di Dada, anzi di Gaia, quando era bambina, quale ti viene in mente? A me viene in mente quando da piccola, diciamo, facevo abbastanza bordello sui bicchieri a tavola, oppure chiudevo il coperchio del cesto della biancheria, diciamo, creando percussioni. E ovviamente mia madre diceva, oh, sta un po' calma. Quindi quelli, diciamo, sono i miei primi ricordi legati a questo istinto, ma ovviamente non c'era ancora lo strumento, era proprio una voglia di tamburellare sulle cose, di creare canzoncine. Poi da lì, diciamo, ancora non avevo toccato lo strumento e tipo prendevo canzoni che già esistevano, però andavo sempre su cose molto raffinate, tipo Mozart, cose del genere, e ci mettevo su parole che non avevano un senso, tipo una canzoncina che mi ricordo chiamai Bevo tè all'infinito mentre bevevo del tè. Quindi facevo queste cose un po' apparentemente strane, ma in realtà era una voglia di incominciare. Da lì poi ho cominciato con chitarra classica, studi un po' più decenti. Nella tua musica confluiscono anche tanti termini appartenenti al napoletano più classico, più arcaico, oltre anche a storie di persone comuni, suoni che magari possiamo ascoltare tra i vicoli della nostra città. Quali sono le tue principali fonti di ispirazione? Beh, la principale fonte di ispirazione io direi che è proprio la casa, intesa come quotidianità e come verità. Il napoletano ovviamente che senti e che ovviamente riconosci da napoletano, mi piace dire, ma perché nell'effettivo è il napoletano di Edoardo, quello che non si fa il problema a dire dnocchio, cioè per le ginocchia o qualcosa, qualche termine più specifico che non viene italianizzato. E quindi la mia massima ispirazione prima, diciamo spontanea, veramente è la casa. Siente il riso, il mio brano è partito da semplicemente mia madre che mi faceva una cazziata e ha detto, siente il riso, che sappiamo benissimo che vuol dire attenzione, nel senso sai cosa ti succederà, chissà, poi vedrai. E da lì ovviamente è un po' come Salemme in Fuori Nevica, no? Quando fa pazziata, 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 cioè secondo me la parola napoletana è onomatopeica, è tipo kanji giapponese, nella parola già c'è l'immagine, quindi diciamo che noi napoletani siamo abituati ad avere una visione subito grazie alla parola. Se un vecchietto passa per strada e mi saluta, buongiorno signori, eccetera, o piuttosto il fruttivendolo grida una cosa, per me è facile aggrapparmi proprio al suono e sviluppare poi l'idea. Cioè, credo che un esterno magari a questa città può trovare molto poetico e anche un po' non lo so, complessa questa dinamica. In realtà noi sappiamo benissimo come fa vedere Salemme, che è un giochino istintivo, no? Certo, assolutamente sì. Arriviamo quindi ai tuoi brani inediti e ho visto che su Spotify tra i più ascoltati ci sono sicuramente Aum Aum, Tietê e Kavala. Come nascono questi brani?
E quali sono i significati che si portano dietro? Allora, nasce con gli Yakegi Rockers, che sono i DJ, diciamo, il duo che accompagna spesso anche Giovanotti, e loro semplicemente hanno sentito quello che facevo e mi hanno proposto di, insomma, scrivere un brano insieme. Ovviamente loro hanno fornito, diciamo, la musica, io ho fornito melodie e parole ed è uscito quello che vedete lì, è un elogio, diciamo, alla bocca. Diciamo, la bocca viene snocciolata durante tutto il testo in diversi significati e la parte, insomma, del respiro, noi respiriamo dalla bocca anche dove ci nutriamo, sede di verità, di espressione, serriamo i denti quando siamo arrabbiati, quindi c'è un significato molto giocoso nel testo in realtà, però dietro è un po' più psicologico, diciamo, e profondo. Parlo della balena di Pinocchio che appunto dove la fiaba che tutti conosciamo, diciamo, ha questo significato di essere inglobati, ma anche di paura, perché io avevo paura sinceramente da piccola quando vedevo Pinocchio là dentro, dicevo, ma quando Anch'io, esce questo? anch'io. Mi cagavo proprio sotto. Infatti non nego che una volta su YouTube ho guardato un documento, cioè una spiegazione di un'ora e mezza di come uscire dallo stomaco della balena qualora dovesse ingerirmi. E poi a fine documentario c'era scritto, però è molto improbabile che una balena possa... Ah, ok. Ok. Così. Quindi a c'è questo gioco sulla bocca, reso molto più spiritoso grazie a queste sonorità un po' più, diciamo, up. Kavala invece è un giochino sempre di suono che ho voluto fare, un po' di riferimento alla cabala napoletana, quindi la smorfia, ma Kavala è una cavalla semplicemente, ho voluto adattare il termine come se fosse portoghese, ispirata anche dal fatto che le persone quando mi ascoltano dicono che non sembra napoletano, cioè per come c'è l'emissione, l'uso delle parole, mi hanno detto spesso ma è francese, ma è portoghese, quindi ho voluto fare una sorta di spottò in questa parola molto leggero, ma cavala è una metafora della vita, la vita come cavalla selvaggia che diciamo procede nell'improvvisata danza della vita e il giochino è che a volte la vita va comunque schiaffeggiata, diciamo, sul sedere per farla procedere avanti. Mentre Tietie è un rituale, praticamente, un rituale dove ci sono molte immagini già note nella nostra cultura, tra le corna, l'aglio, il malocchio, eccetera, eccetera, però l'ho catapultata in un mondo un po' più afro, diciamo, dove confluiscono molte culture grazie ai suoni, grazie all'uso della melodia che non è tipicamente napoletana o classica o italiana, ma si avvicina a sonorità molto più africane o comunque della world music. E quindi io TT la vedo come se ci fosse un corno in una, non so, in una savana. Infatti la cover fatta da Nicoletta Silvestri, una mia carissima amica e artista, comunque ha cercato di rappresentare questa commistione. E quale altro? Ah, Gianna O. Esatto. Gianna O beh, è una moderna, forse Sofia Loren, fucsia, che fa la spesa nella Pigna Secca, banalmente. Quindi c'è un mondo clubbing che inneggia qualcosa di più cool e quella è stata forse la prima pillola, diciamo, del mondo Dada, che è nato in lockdown da sola. Ero un po' persa, non sapevo quale fosse la mia voce perché avevo fatto studi di musica classica, venendo dal cantautorato un po' più capostelliano, la Consoli comunque feticista della parola in italiano, eccetera, ho voluto però racchiudere tutto. Prima avevo un altro modo di cantare, molto dritto, classico italiano. Ho voluto fermarmi, forse grazie anche alla pandemia, e dire sì, ma io chi sono? E ho potuto specchiarmi in questa prima canzone Gianna O, che comunque, diciamo, si autospiega da sola perché forse è quella più vivida, no? Nel senso si passa tra le strade, ci sono le uova, c'è
un po' di baccalaiolo. Un sacco di persone mi hanno chiesto, ma che cos'è il baccalaiolo? Anche napoletani. Per me ovviamente il baccalaiolo ce l'ho sotto casa, nel senso che è colui che di norma vende non solo il baccalà, ma le olive, un po' di cose del genere. Noi sappiamo bene cos'è, ma effettivamente mi rendo conto che ci sono delle figure proprio che fanno parte di questo teatro napoletano che vanno studiate, vanno fatte emergere e spero che un po' con la mia musica riesca ad allargare un po' la visione. Assolutamente sì, e poi anche lo stesso Edoardo che citavamo prima paragonava proprio Napoli a un grande teatro in cui la gente poi recitava la sua parte. Sì, non voglio fare la nerdina, però comunque ho detto nerdina, non merdina. Però comunque, cioè, Napoli io la vedo come una costruzione un po' cioè, teatro nel teatro, menandro, cioè nel senso è qualcosa di veramente difficile da cogliere magari a primo impatto, però molto facile da vivere, quindi è più una cosa da sentire come la musica, no? Perché appellarsi al napoletano, canta il napoletano, non si capisce, cioè forse va prima sentita una cosa, come facciamo con le canzoni in inglese o in altra lingua. Certo, certo. Poi Cioè, non abbiamo penso che... tantissimi progetti napoletani che stanno andando fortissimo ultimamente, come Sì, il tuo a X ascoltando, Factor, Liberato, Inugenea, giusto per citarne alcuni. sì, ascoltando, diciamo, una canzone in inglese, non credo che chiunque dica queste parole mi hanno subito, cioè, non è la nostra lingua, quindi mi chiedo perché vessare poi altre lingue. Io faccio sempre l'esempio di Stromae, è molto, a me piace molto perché anche lui vedo che c'è una teatralità però riportata nel suo mondo francese, eccetera, dove tutti quanti abbiamo ballato all'Oron Dance perché il primo impatto sonoro è quello di quel groove, ma lui associa sempre questa profondità a un qualcosa di più leggero. Anche quella è una poetica, no? Pierrot con la lacrima, è un pagliaccio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Prima parlavamo dell'universo Dada, che abbiamo iniziato a scoprire dalla pandemia in poi. E tu nel corso della tua esperienza X Factor hai fatto fare, come hai detto su Instagram, capa e capa a Nancy Sinatra e Renato Carosone. Ti abbiamo visto fondere Maskenada con Funiculi Funiculà. Quindi ti chiedo, cosa c'è nella playlist di Gaia? Ma c'è veramente di tutto, nel senso che proprio perché ho sempre ascoltato per il piacere, non per accovacciarmi su, oh mio Dio quanto è bello il rock, oh mio Dio quanto è bello il jazz, ho ascoltato veramente di tutto. La mia difficoltà da aspirante artista, soprattutto in adolescenza, era cercare di fare una crasi, cioè una sintesi tra tutte queste cose, perché nella mia playlist c'è veramente da che ne so, Charles Aznavour, quindi un uomo o quel che si dice, che è questo comunque cantautore che parla di una persona, diciamo, omosessuale, transgender che deve combattere con una serie di pregiudizi, sino a Rosie Marfin con i Moloco, ma c'è tantissimo da Carosone non lo so, Capossera, Bjork, c'è veramente di tutto. Non riesco a definire qualcosa che mi piace non dico in particolare, è che per me è un armadio, ci sono tanti vestiti, non mi voglio vestire tutti i giorni rossa con lo stesso pantalone, ho bisogno di, come si vede, abbinare come Maricia Cape, diciamo. Certo. E arriviamo quindi a X Factor. Se dovessi restituirmi un'istantanea di questa tua esperienza, una fotografia, quale sarebbe? Per me in realtà ho due fotografie che si sovrappongono e che mi lasciano comunque dei bellissimi ricordi, ovvero quella lì del primo live in Lilla con Caravan Petrol, perché mai mi sarei sognata di poter realizzare queste, anche col corpo, come ho detto, in quel modo i miei propositi. Quindi ho comunque un ricordo di un momento molto felice in cui mi trovavo nel mio habitat, nonostante da lì a poco ho scoperto il Covid.
quindi mi sentivo un po' machiavica, come si suol dire, però quella e poi la prima audizione con Kavala, perché per me è stato molto emozionante guardare il mio viso mentre facevo quella cosa con una certa responsabilità, perché comunque io partivo da Napoli con un po' di paura di essere giudicata per questo progetto così. Ti faccio sempre l'esempio di come sono vestita, ok? Non c'è niente di assurdo, ovviamente, però quando una cosa è un po' più personale, un po' più particolare, può piacere o non può piacere, portarla con la nostra lingua napoletana su un palco così grande, davanti a persone banalmente così seguite, famose, eccetera, a me creava molta tensione. Quindi vedermi felice, con un sorriso, riconoscendomi per quella che volevo essere, a prescindere dal giudizio, per me è un'istantanea molto forte. Cioè, poi tra l'altro io pensavo che a Fedez non sarei piaciuta, in realtà poi è quello a cui sono piaciuta di più, quindi è tutta un'istantanea, c'è la sorpresa di potersi scoprire anche accettata, perché l'affetto e l'accoglienza che sto ricevendo su Instagram, ad esempio, che è un po', c'è una finestra, ma anche una finestra di condivisione, è la cosa di cui sono più grata, perché mi fa capire che probabilmente questa musica non piace solo a me. Questa cosa è molto bella per me. Assolutamente sì. E parlando proprio anche dei tuoi post su Instagram, c'è un tuo diario emotivo che mi è piaciuto tantissimo e che dice: Ho tremato nel terreno della vulnerabilità, come un fiore che, spaventato, spacca il terreno per nascere. Se dovessi dare uno sguardo al tuo passato e uno al tuo futuro, cosa vedi? Beh, al passato, come tu, cioè, qui ho inneggiato alla vulnerabilità, al fatto che talvolta ci sentiamo ovviamente più sicuri, più forti, più meritevoli. In altri momenti ci sentiamo fragili, imperfetti. Io credo che faccia parte proprio della natura. A volte ci dimentichiamo che noi umani, sì, abbiamo tantissimi mezzi, stiamo usando Zoom, ma siamo elementi naturali, alla pari di un fiore. Non voglio fare la filosofa, però cioè alla pari di un fiore possiamo essere imperfetti, possiamo tremolare al vento, quindi per me, se guardo al passato, è molto importante ricordarmi che qualsiasi cosa che ha composto il mio passato comunque ovviamente è la somma di quello che sono oggi, ma anche il futuro, quindi non ho prospettive, ma non perché non mi sappia immaginare, ma proprio perché come un fiorellino, come si dice a Napoli, stiamo sotto cielo, per me passato e futuro sono qualcosa che si intrecciano per vivere di gusto il presente. Tutto qua. Sono veramente d'accordo con questa tua visione, se posso permettermi. Certo. E dalle tue canzoni, dalla tua poetica, emerge anche una visione particolare dell'amore. Ci sono sia immagini più erotiche, più spinte, sia più proprio d'amore nel senso sentimentale. Penso sempre a Kavala, per esempio. E cos'è l'amore per Dada? Sembrerà banale, però per me è la libertà. Questo termine libertà, soprattutto oggi, credo che tutti quanti lo usiamo in maniera un po' troppo, non voglio dire superficiale, ma frettolosa, cioè consumistica. Probabilmente tutti abbiamo un'idea di libertà che deve essere sicuramente soggettiva, ma deve contemplare un po' l'oggettivo, perché comunque la mia libertà si accorda alla tua, io sono libera se riesco anche a rendere te libero per come la vedo io. E quindi per me l'amore è una dimostrazione, cioè è una libertà che non ha bisogno di chiedere il permesso di essere tale, in tutti i campi, a livello sessuale, a livello esistenziale, di scelta, di silenzio, di parola. Quindi è semplicemente questo. Io credo che l'amore si esprima e si possa dire che una persona ama l'altro quando è pronto
non solo a vedere la propria libertà battersi per la propria, ma anche per quella dell'altro. Cioè io se riconosco che la tua libertà non ha bisogno di me o altre cose, ti sto amando. E di amore ce n'è tanto anche verso la tua città, verso la nostra città, Napoli. Sì. Conclusione, qual è il tuo rapporto con Napoli? Come ho già detto varie volte durante l'adolescenza, credo sia capitato anche a te, tutti scappiamo, no? Dall'ombelico, non solo materno, ma anche sociale, da cui proveniamo, no? Tutti scappiamo, ci allontaniamo. Il cordone si è tagliato, però comunque rimanere intorno, diciamo, alla propria piazza identitaria è qualcosa che ho scoperto solo quando mi sono allontanata. Mi sono allontanata e ho visto, soprattutto nel momento di stasi del lockdown, quali erano i miei reali pensieri. In un silenzio anche sociale così grande, ho avuto l'opportunità di sentire, citiamo De Filippo, le voci di dentro, cioè, quindi ho avuto l'opportunità di accorgermi di qualcosa. Per citarne un altro, Troisi diceva penso in napoletano, io aggiungo penso, mangio, sogno, piango in napoletano, perché mi sono accorta che tra tutte le mie costruzioni, anche abbastanza auliche, no? Mi andavo a cercare, che ne so, Bjork, mi arrampicavo ovunque, la cosa che veramente mi faceva emozionare era quando cantavo in napoletano con questa emissione, perché ho magari sperimentato anche io in inglese, in italiano, canzoni un po' più arzigogolate, ma non mi sentivo dentro, cioè la voce di dentro l'ho sentita quando ho messo in mezzo il napoletano e ho deciso, mi sono presa la responsabilità di cantare con questa scelta anche, diciamo, di impostazione vocale, quindi finalmente in questo modo ho potuto sentire nelle guance, ovunque, la mia vera voce. Quella con Napoli è un rapporto aperto, come potrai sapere, è un rapporto di, non dico odio-amore, perché non si odia e non si ama, secondo me, come città. È un rapporto veramente aperto, è un porto aperto. Noi napoletani sappiamo bene cosa vuol dire andare e tornare, ma soprattutto sappiamo cosa vuol dire andare avanti e indietro, no? Cioè adoperiamo tanto per esistere in una realtà che è veramente, non lo so, un mondo. Quindi credo che se non fossi nata a Napoli, sarei stata forse un po' più scontenta nella vita. Gaia, io ti ringrazio, è stato un piacere fare questa chiacchierata. Mi devi dare il voto però. Il voto non può che essere 10, un numero caro anche a noi napoletani. Ok, esatto, bravo. No, scherzo. Grazie mille, è stato molto interessante e sono veramente contenta perché sono state le domande che mi sono piaciute di più che finora mi hanno fatto, quindi grazie. Ti ringrazio per queste bellissime parole.